Come ornitologo che lavora in laguna e pertanto esperto di uccelli acquatici, il mio primo approccio con l'isola è stato proprio su questo Sentiero delle Barene, che ho avuto modo di apprezzare in quanto è un'ottima finestra su questi ambienti così particolari e delicati della laguna di Venezia, ed è un luogo dove si può veramente imparare cosa sono le balene, conoscerle, e conoscere vuol dire anche proteggerle. In realtà poi ho potuto apprezzare l'isola in un contesto molto più ampio dal punto di vista degli habitat e della biodiversità, perché l'isola non contiene solamente questo sentiero, ma tutta una serie di micro habitat che la rendono preziosa per la biodiversità lagunare. Potrei dire che è forse un unico esempio di isola lagunare dove possiamo avere una fotografia di quella che poteva essere la biodiversità nei secoli passati. Infatti l'isola, pur essendo curata, mantiene una sua naturalità, una sua parte, chiamiamola selvaggia, che è molto interessante non solo per le specie che studio, cioè gli uccelli, ma per tutta la biodiversità.